fiero, imponente, selvaggio. Il cervo sardo è il re incontrastato della macchia mediterranea e domina la sconfinata varietà di endemismi della Sardegna. Giunto nell'isola in epoca preistorica, il cervo ha visto le sue abitudini mutare, il suo corpo modificarsi, per riuscire ad adattarsi alle nuove regole imposte dalla natura. Il cervo sardo fu probabilmente introdotto dall'uomo nel Neolitico. Lo testimoniano i numerosi reperti fossili pervenuti sino ai nostri giorni, fra i quali le famose navicelle in bronzo, resti dell'antica arte nuragica che venivano spesso modellate in modo da raffigurare una testa di cervo collocata sulla prua della navicella. Tali elementi testimoniano non solo la presenza ma anche la grande diffusione della specie, soprattutto alla fine dell'età del bronzo. Il cervo sardo è una specie unica. Sono infatti numerose e sostanziali le caratteristiche che lo differenziano dal parente continentale. Scopriamo, assieme ad Andrea Soro, grande conoscitore della specie, caratteristiche ed etologia. Il cervo sardo è una sottospecie del cervo europeo. È una sottospecie, il suo nome scientifico è Cervus elaphus corsicanus, è il cervo europeo che abita nell'Europa centrale ma anche in Italia, invece il Cervus elaphus ipelaphus. Le differenze tra le due sottospecie sono appunto sia morfologiche sia genetiche. Il cervo sardo è molto più piccolo e anche con un peso minore. Nel maschio infatti il peso raggiunge circa i 130 kg e nella femmina i 95, mentre nel cervo europeo una media del peso dei maschi è circa dai 150 ai 250 kg, mentre invece nella femmina arriva fino a 130 kg, quindi comunque delle differenze di peso ben evidenti. Il palco inoltre è molto più semplice nel cervo sardo rispetto a quello del cervo europeo, è molto più piccolo di dimensioni e anche il numero di punte è molto minore. Nel cervo sardo possono esserci circa 5 punte per stanga, mentre invece nel cervo europeo riescono ad esserci anche 13 punte. E poi anche manca la corona apicale tipica del cervo europeo e inoltre la prima punta della stanga, che viene denominata invernino, è quasi sempre assente, è solo presente in pochissimi casi nel cervo sardo. Il cervo maschio, il piccolo, il primo anno sviluppa una piccola bozza cornea, da cui negli anni successivi poi si svilupperà la stanga. In questo caso alle nostre spalle abbiamo un giovane maschio di circa un anno che ha già la prima stanga senza però nessuna punta. Proprio tipica, una piccola stanga rivolta verso l'indietro degli animali che hanno circa un anno. Negli anni successivi avremo stanghe via via per i primi anni un pochettino più elaborate, quindi spunteranno anche le prime punte, mentre invece dal terzo o quarto anno in poi il numero delle punte non è comunque più rapportabile all'età dell'animale e l'età dell'animale si vede essenzialmente in tutto il corso della sua vita col consumo dei denti e ancor meglio con una sezione trasversale del dente per vedere appunto l'età dagli anelli che sono presenti all'interno del dente. La crescita e la caduta del palco è regolato dalla stagionalità. Tutti gli anni il palco cade nel periodo di febbraio, marzo, aprile nei maschi adulti, più marzo-aprile nei maschi giovani e subito dopo ricresce. Anche la colorazione del mantello è comunque diversa. Nel cervo europeo il mantello risulta più chiaro e di un rosso più marroncino rispetto al rosso vivo del cervo sardo e comunque di una colorazione più scura. Nel cervo sardo inoltre è molto ben evidente una linea superiore scura, meno evidente invece nel cervo europeo. Anche il periodo riproduttivo rispetto al cervo europeo è modificato nel cervo sardo. Il periodo degli accoppiamenti che nel cervo europeo avviene da metà settembre fino a metà ottobre, nel cervo sardo inizia già a metà agosto. Infatti in alcune aree, soprattutto nelle aree dell'Arburense, quindi in aree vicino al mare, i primi accoppiamenti iniziano già a essere a metà fine agosto. Questo perché comunque in Sardegna c'è molta più siccità
e quindi le nascite è giusto che avvengano in un periodo anticipato rispetto al periodo in cui avvengono nel resto d'Europa. Un'importante differenza anche etologica fra le due sottospecie è la ritualizzazione all'interno del periodo riproduttivo della delimitazione del territorio. Nel cervo europeo, infatti, è abbastanza frequente il combattimento fra maschi adulti nella delimitazione del territorio e nella difesa dell'arme. Delimitazione che molto spesso è ritualizzata, quindi veri combattimenti con animali che possono decedere è rara, però comunque succede. In libertà invece nel cervo sardo i combattimenti sono molto rari, soprattutto nelle aree boscate, ed è un comportamento che abbiamo visto in questi anni di studio perché effettivamente è molto più importante il bramito rispetto a quanto non sia invece importante il combattimento diretto vero e proprio. Tant'è che infatti all'interno dei nostri boschi molto fitti il combattimento sarebbe quasi sempre davvero raro da effettuarsi, perché comunque la boscaglia fitta, il bosco fitto, evita l'incontro diretto fra i due maschi. Ci troviamo proprio nel cuore di quello che è l'areale del cervo sardo, nell'area del Sarabus, e siamo proprio ai piedi del massiccio dei Sette Fratelli. Questa infatti è un'area particolarmente adatta per la presenza del cervo e infatti è costituita da un'area pianeggiante, appunto per la possibilità di brucare, e un'area invece data da macchia medio-alta. Questo infatti è l'habitat ideale per il cervo. Assieme a una macchia medio-alta possiamo trovare una zona pianeggiante a prato. In quest'area il cervo raggiunge le più alte densità della Sardegna con circa 25-30 cappi per chilometro quadrato. Infatti riesce a trovare facilmente cibo sia come brucatore sia come pascolatore. Questa macchia medio-alta infatti è costituita dalle piante che il cervo predilige per la sua alimentazione, come in questo caso il salice, oppure i corbezzoli, la filirea o i rovi. E sono queste infatti piante comunque che sono presenti per tutto l'anno e quindi che danno una possibilità pabulare al cervo per 360 giorni all'anno. Notiamo la presenza del cervo in quest'area, oltre che per i segni di brucatura, anche per la presenza di un fregone. Il fregone è uno scortecciamento effettuato dal maschio con i palchi, sia durante il periodo in cui è il velluto, quindi per eliminare il velluto, sia nel periodo riproduttivo per segnare il territorio. È un segnale non solo visivo, ma anche olfattivo. E oltre a sfregare sul tronco i palchi, sfrega anche la ghiandola lacrimale e anche delle ghiandole presenti alla base dei palchi. Queste ghiandole producono dei feromoni che appunto sono un segnale olfattivo di richiamo per le altre femmine e un marcamento del territorio. Siamo adesso all'inizio del periodo riproduttivo. Durante tutto l'anno maschi e femmine stanno in gruppi monosessuali separati, maschi con i maschi e le femmine con le femmine. I maschi adulti a volte possono invece stare anche da soli. Se le figlie invece sono femmine rimangono per tutta la vita o per molto tempo nel gruppo materno, finché poi a volte diventate adulte possono staccarsi e formare altri gruppi che però ruoteranno sempre attorno all'area in cui sono presenti il gruppo originario materno. Altre volte invece possono, anche se più raramente, spostarsi verso a colonizzare nuove aree. In questo caso vediamo due gruppi, un gruppo composto da una femmina, un piccolo dell'anno e un giovane dell'anno precedente, mentre giù in basso vediamo due femmine, un piccolo e un maschio di circa 1-2 anni. I giovani maschi per un certo periodo rimangono ancora all'interno del gruppo monosessuale femminile e poi vengono proprio durante questo periodo allontanati dai maschi adulti. In qualche caso rientrano nel gruppo delle femmine, in altri casi invece, appunto come dicevo prima, rimangono in gruppi monosessuali maschili.
Il verso che avete sentito adesso è un abbaio e viene emesso indistintamente da maschi o femmine e serve per avvisare il gruppo in caso di pericolo. Infatti noi siamo avvicinati un po' troppo e quindi sono allertati e hanno emesso questo verso. Il cervo sardo abita attualmente 3 areali della Sardegna meridionale: il Sarrabus, il Sulcis e l'Arburese. Queste aree rappresentano le zone dell'isola più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Il Sulcis si trova nella zona sud-occidentale dell'isola. L'areale di distribuzione dei cervi si estende per 68.000 ettari ed è attualmente di proprietà regionale ed in parte gestito dall'Ente Foreste Demaniali della Sardegna. L'area è interamente ricoperta da un'intricata foresta che, con i suoi 450 km² di estensione, costituisce la zona a macchia evoluta e lecceta più vasta del Mediterraneo. Il territorio è attraversato da numerosi corsi d'acqua, la maggior parte dei quali vanno in secca durante i mesi estivi. Tuttavia, seppure non di frequente, in annate particolarmente piovose, tali corsi d'acqua possono dare luogo a rovinose piene. Sui versanti delle valli e dalle quote più elevate, alle formazioni boschive si alternano zone rocciose e radure, oltre ad ampi tratti di macchia mediterranea intricata e inaccessibile. La tipologia vegetazionale dei boschi non è particolarmente varia, essendo composta essenzialmente da lecci, accompagnata da un sottobosco costituito da specie tipicamente mediterranee come il corbezzolo, la fillirea e l'erica. Nella zona di Monte Nieddu sono presenti numerose piante di ginepro che, con i loro tronchi nodosi, conferiscono all'ambiente un aspetto davvero caratteristico. L'area di protezione permanente dei Sette Fratelli comprende l'intero angolo sud-orientale dell'isola. Trattandosi di una zona scarsamente popolata, sono pochissime le vie comode d'accesso a quest'area. Il territorio si presenta ricco di corsi d'acqua e al suo interno ancora sopravvivono alcuni fra i più interessanti boschi della Sardegna. Tale copertura arborea, nonostante sia poca cosa se riferita al manto vegetale esistente su questo territorio fino al secolo scorso, ne rappresenta il più alto valore naturalistico. La superficie boscata è costituita da fustaie miste di leccio e sughera, alti fusti di conifere, giovani impianti misti di conifere e latifoglie, formazioni a macchia alta. Nel cuore della foresta dei Sette Fratelli è nato un museo interamente dedicato al cervo sardo. I visitatori possono apprendere, grazie ai tanti reperti presenti, la storia e la vita di questo animale. Il Museo del Cervo Sardo nasce nei primi anni '80, inizialmente gestito dall'azienda Foreste Demaniali e solamente nel 2007 è stato dato in gestione ad un'associazione temporanea di impresa che è il Cervo Rosso. Il museo nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione alla salvaguardia e alla tutela della specie che in quegli anni rischiava l'estinzione. All'interno del museo troviamo, oltre i reperti, anche delle vetrine, ma soprattutto dei pannelli pittorici che descrivono la vita del cervo nel corso degli anni. La presenza del cervo sardo in Sardegna è documentata dalla testimonianza di alcuni reperti che si trovano al Museo Archeologico di Cagliari, come ad esempio le spade votive o anche attraverso questo plastico che rappresenta una scena di caccia al cervo.
Il cervo nella cultura sarda è presente ancora oggi in alcune manifestazioni folcloristiche della Sardegna. A Sinai si svolge infatti nel periodo del Carnevale una manifestazione denominata Ishrebus che consiste nella simulazione della caccia al cervo, dove le persone si travestono da animali, quindi da cervi, inseguite a loro volta da persone travestite da cacciatori. Attualmente il cervo sardo si trova distribuito in Sardegna in soli 3 areali, che sono l'areale del Sulcis, l'areale dei Sette Fratelli e l'areale dell'Arburense. Un tempo invece era distribuito in tutta la Sardegna. Il Cervus elaphus corsicanus si distingue dal Cervus elaphus ipelaphus, che vive nel resto dell'Italia, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni. Il nostro cervo risulta essere più piccolo, mentre il cervo europeo raggiunge dimensioni notevoli. La presenza degli animali all'interno della foresta può essere stabilita anche attraverso i segni di riconoscimento, come ad esempio le impronte, o ancora con le fecci, o ancora con gli scortecciamenti ed i fregoni, che sono i segni lasciati dai cervi maschi attraverso i palchi. Il cervo sardo, oltre alla selezione naturale, deve anche contrastare l'azione dell'uomo, che ancora oggi persiste nell'aria e si manifesta attraverso alcune trappole che l'uomo sistema nella foresta, come ad esempio i cavetti d'acciaio o anche il tubo fucile, un ordigno molto pericoloso che oltre ad eliminare la fauna selvatica può essere nocivo anche per l'uomo. Il Museo del Cervo Sardo è dotato anche di un laboratorio tattile all'interno del quale le persone possono toccare con mano i diversi reperti. Nei primi anni del Novecento il cervo era distribuito presso tutti i complessi montani dell'isola. Veniva cacciato sia per necessità che per svago. Trattandosi del selvatico più grande della Sardegna, rappresentava sicuramente la selvaggina più ambita. Quando le armi divennero però alla portata di molti, la pressione venatoria fu talmente elevata da ridurre drasticamente le popolazioni di questi animali, che cominciarono a scomparire da alcune montagne. Un'ulteriore causa di declino del cervo era sicuramente rappresentata dal taglio dei boschi per la produzione di carbone e per la realizzazione di nuove aree per il pascolo e l'agricoltura. L'insieme di questi fattori portò il cervo ad un velocissimo declino nel trentennio che va dal 1955 al 1985, rendendo il rischio di estinzione sempre più concreto. Proprio in quegli anni in Sardegna si estinse il daino. La situazione divenne così drammatica da costringere le istituzioni ad intervenire. Le pene per l'uccisione di un cervo infatti vennero inasprite e la pressione venatoria diminuì. Nonostante lo stabilizzarsi della situazione ed il successivo incremento numerico dei cervi, attualmente gli individui presenti sull'isola appartengono a popolazioni distanti tra loro, che non possono incontrarsi a causa dell'assenza di corridoi di collegamento tra le foreste isolane. Le zone umide della Sardegna meridionale, ricche di fauna e meta annuale della migrazione dei fenicotteri, fanno da sfondo alle foreste dei Sette Fratelli e del Sulcis. In queste bellissime caratteristiche zone, circa 20 anni fa, quando il cervo giunse ad un passo dall'estinzione, il WWF istituì l'oasi di Monte Arcosu. La riserva naturale WWF di Monte Arcosu nasce nel 1985. Grazie a una sottoscrizione popolare promossa dallo stesso WWF che aveva risposto a un annuncio apparso su un quotidiano sardo. I proprietari volevano mettere in vendita quest'area e il rischio che questa finisse nelle mani degli speculatori era altissimo. Il rischio era anche quello di vedere decimata una delle più importanti popolazioni di cervo sardo, il Cervus elaphus corsicanus. Quindi grazie a questa sottoscrizione l'associazione riuscì a mettere insieme la cifra necessaria per l'acquisto e grazie anche a un contributo della Comunità Europea.
Oggi Montercoso rappresenta l'oasi più vasta del WWF Italia, fra le 130 che l'associazione gestisce. E la scommessa da parte del WWF diciamo che è stata vinta, perché nel 1985, quando l'associazione acquistò l'oasi, il numero dei capi dei cervi sardi si attestava intorno ai 100 esemplari. Oggi, a distanza di poco più di 20 anni, la popolazione del cervo sardo ha raggiunto oltre le 1000 unità. 3.600 ettari di macchia mediterranea è un territorio molto vasto da controllare, le guardie WWF e quelle del Corpo Forestale ce la mettono tutta, però è importante proseguire nella campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Oh Nando, ciao. Ciao. Beh, cosa hai trovato? Sì, sono il filo di lacci, vedi? Ah. Ce ne sono lì. Ne hai già tolto abbastanza? Sì, un bel filo. Ah, togliamo. E questo è il tipico laccio che utilizzano i bracconieri, è una trappola che serve a catturare la selvaggina, soprattutto cervi e cinghiali. L'animale, quando passa nel sentierino, ci mette la testa o la zampa, tende a tirare, trascina con sé il laccio, il quale si chiude, si stringe e non molla più. In questo caso il cervo o il cinghiale, se è preso al collo, muore quasi subito, ma se è presa la zampa può rimanere anche dei giorni prima di soccombere. Parlare di caccia selettiva, di abbattimento in un eventuale futuro del cervo sardo secondo noi risulta diseducativo. Diseducativo perché il cervo sardo è una specie ancora purtroppo minacciata di estinzione. E i passi che devono seguire sono innanzitutto quelli di un ripopolamento della specie nelle aree geografiche della Sardegna dove si può reintrodurre, quelle aree che sono rimaste ancora intatte dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. In un secondo momento si potrà pensare ad esempio a inviare, trasferire degli esemplari di cervo sardo da località dove sono in esubero, ad esempio nella vicina Corsica, dove il cervo sardo è anche lì presente in una popolazione decisamente inferiore rispetto a quella della Sardegna, per cui oggi la cosa più importante è fare in modo che il cervo sardo, così come molte altre specie di animali che si sono purtroppo estinti in Sardegna, tornino a conquistare determinati areali che ancora mantengono le condizioni ottimali per poterli ospitare. Direi quindi che la conservazione del cervo sardo, così come quello di altre specie animali, deve rappresentare un dovere civile e morale di tutti quanti, dei sardi e dei non sardi, di chi non è cacciatore ma soprattutto di chi svolge l'attività venatoria nelle nostre montagne, a cui noi chiediamo maggiore attenzione e maggiore sensibilità. Il WWF non è stato l'unico artefice della salvezza del cervo sardo. Negli anni in cui si verificò il drastico calo della popolazione, infatti, la ex azienda Foreste Demaniali, oggi Ente Foreste della Sardegna, costruì dei recinti di riproduzione che garantirono la conservazione della specie. Oggi l'Ente Foreste effettua importanti attività di studio delle colonie di cervi, tra le quali il censimento al bramito. Il censimento consiste nel rilevare i bramito dei maschi adulti durante la stagione degli amori, che in genere sono nelle prime 2 settimane di settembre, con qualche variazione in base alle temperature della stagione. E come viene svolto questo censimento? Praticamente abbiamo dei punti di ascolto, circa 70 punti di ascolto nell'areale dei 7 Fratelli Cassiadas. In ogni punto di ascolto c'è un operatore dell'Ente Foreste e uno studente universitario, uno studente del Dipartimento di Biologia Animale. È un censimento che facciamo in collaborazione con l'università. Una volta che vengono rilevati i bramiti, con le schede poi vengono elaborate e quindi stabiliamo in questo modo la popolazione del cervo sardo. Effettivamente, elaborando i dati che abbiamo raccolto in questi 4 anni, notiamo una certa stabilità della popolazione. Per esempio, nelle 7 Fratelli Cassiada si stimano all'incirca 2000 animali.
Così anche nell'areale del Sulcis abbiamo lo stesso all'incirca 2100 animali che, accompagnati all'altro grosso areale del cervo sardo che è nel Montevecchio Arburese, con altri 1500 animali. Da questi dati possiamo effettivamente constatare che la popolazione è in buon stato di salute. Effettivamente però queste popolazioni sono presenti solamente nell'area meridionale della Sardegna. È auspicabile che il cervo riprenda sui territori gli areali storici in cui era presente, e quindi è importante che venga reintrodotto nelle altre province, per poi un domani si farà un discorso più in generale sulla gestione vera e propria, su mantenere le popolazioni compatibili al territorio in cui sono presenti. Dobbiamo assolutamente evitare che le popolazioni del cervo diventino in sovrappopolamento, e il sovrappopolamento porta sempre a dei grossi rischi alle popolazioni, in particolar modo le malattie o delle epidemie, quindi comunque porta in crisi la popolazione. Quindi naturalmente ci deve essere una gestione che debba impedire questo sovrappopolamento. Il futuro del cervo è nelle mani della classe politica sarda. La Carta delle vocazioni faunistiche della Sardegna, strumento con il quale la regione si orienta nel difficile compito di gestione della fauna selvatica, prevede già per questo ungulato una possibile apertura ad un prelievo venatorio. Attualmente però il cervo, nonostante sia una specie particolarmente protetta, non gode di nessuna attività volta alla sua corretta gestione, soprattutto dal punto di vista ecologico. Pertanto i tempi per poter parlare di caccia di selezione sono ancora molto lontani. Dovranno infatti essere prima risolti diversi problemi. In primo luogo il cervo dovrà riconquistare il settentrione della Sardegna e il rischio di estinzione dovrà essere solo un lontano ricordo. In secondo luogo sarà necessaria una corretta educazione dei cacciatori che dovrà prevedere la loro formazione attraverso dei corsi di abilitazione. Passaggio fondamentale sarà poi l'istituzione degli ATC, indispensabili per legare il cacciatore al territorio e particolarmente utili per consentire la valutazione della popolazione di cervo all'interno dei distretti di gestione, permettendo così la formulazione di un corretto piano di prelievo. Ancora, dovrà necessariamente essere risolto il problema del bracconaggio. Sono infatti ancora troppo numerosi i cervi abbattuti ogni anno dai bracconieri. Infine, l'esperienza maturata in altri ambiti italiani ha mostrato come questa specie, una volta raggiunta una densità elevata, abbia creato seri problemi alle attività agricole e silvicolturali. Prendendo spunto da tali esperienze, in una terra ancora strettamente legata all'agricoltura, sarebbe opportuno adoperarsi per una gestione attiva biologicamente corretta, che consenta di evitare tali problemi senza mettere a serio rischio il rapporto tra il cervo e le popolazioni locali. Ciò che deve portarci comunque ad un cauto ottimismo è il fatto che il cervo sardo sia l'ungulato che ha visto incrementare il proprio areale di distribuzione e la propria consistenza numerica in un modo particolarmente rapido negli ultimi 15 anni. Pertanto, le prospettive di reintroduzione, se ben attuate, potranno condurre ad un ulteriore rapido incremento, consentendoci di ammirare nuovamente il cervo nelle incontaminate montagne dell'isola.